Questo è un hangar, o meglio, conosciuto come hangar, però mi pare che sia davvero una palestra dove possiamo a onor del vero dire che è una fucina di talenti. Antonello Pilia, Dinamo 2000. Sì, diciamo che stiamo lavorando tantissimo anche sotto forma di promozione del mini basket e della pallacanestro, quindi la vogliamo proprio far diventare una casa del basket a Sassari. Oggi è stata veramente una grandissima emozione avere qui 100 bambini delle elementari, adesso stiamo aspettando le terze e le quarte, ne avremo altri 100. Un progetto meritorio che quindi è rivolto ai più giovani per uno sport davvero che va per la maggiore, ma a prescindere in primis non solo per quanto riguarda il lato agonistico ma soprattutto per quello della socializzazione. Abbiamo visto bimbi di tutte le età dove la parola d'ordine è divertirsi. Sì, sicuramente abbiamo bambini che vanno dalla prima alla quarta elementare, abbiamo coinvolto, grazie al coinvolgimento appunto delle maestre di via Catalucchino, di via Civitavecchia e di via Genova, tantissimi bambini e bambine che soprattutto il movimento ha bisogno del settore femminile, quindi noi stiamo cercando di invogliarle facendo le motorie gratuite a scuola a questo meraviglioso sport, perché poi non basta fare volantinaggio, non basta vedere le partite alla televisione, bisogna andare a prenderseli direttamente dove i bambini sono e quindi a scuola e fargli conoscere il nostro sport meraviglioso. E soprattutto sottolineare il fatto, come dicevamo poc'anzi, intanto dell'inclusione e poi soprattutto di quella che è la crescita per quanto riguarda anche lo stare insieme, quindi non limitarsi al periodo curriculare, quindi scolastico, ma la crescita vera e propria della persona, perché poi magari si prosegue quello che è già in itinere per quanto riguarda i banchi di scuola anche nella palestra. È un gran bel vivere. No, noi abbiamo appunto voluto ideare qualcosa che poteva andare a congiungere il settore scuola con il settore sport, che secondo me in questo momento sono degli aiuti troppo importanti per le famiglie e per l'educazione dell'individuo, perché ormai i genitori abbiamo una vita talmente frenetica che non riusciamo a stare tanto tempo con i nostri figli, quindi è importante avere delle associazioni che si occupano della crescita dei ragazzi anche a scuola ma soprattutto all'esterno, dove non è una frase banale dire che lo sport è una scuola di vita, perché per me lo è stato, è diventato poi il mio lavoro, ma lo faccio con grandissima passione, no, non mi pesa e stare con loro ci starei tutta la giornata. Ultimissima cosa, veniamo fuori pian pianino da un paio di anni che hanno visto questi bambini realmente rinchiusi, no? Tra le mura domestiche, poi penso anche alla DAD per quanto riguarda la scuola, insomma tante cose che possono aver creato anche delle preoccupazioni, delle paure. Come le si vince queste paure, Antonello, nei confronti naturalmente dell'insegnare ai giovani? Allora, noi questa cosa l'abbiamo notata nei primi mesi che abbiamo ripreso a lavorare, infatti eravamo molto preoccupati. Abbiamo avuto il supporto della federazione in questo, perché hanno cambiato determinati tipi di esercitazioni e di lezioni legate soprattutto ai più piccoli, e abbiamo dovuto diciamo, riprendere determinati schemi motori, determinate abilità motorie. È stato fondamentale l'aiuto dei preparatori fisici che hanno proprio cambiato la loro metodologia di insegnamento, perché non potevano diciamo, continuare il lavoro del 2018-2019 perché lo stop del Covid ha creato delle problematiche importanti. Però dopo questi diciamo 2 anni, io dico sempre 1 anno e mezzo perché l'anno scorso ancora c'è stato un po' di stop, ho visto del grande entusiasmo, quando organizzo una manifestazione vengono tutti i genitori, i nonni, quindi siamo molto fiduciosi e entusiasti di nuovamente poter vivere al 100% il nostro amato sport della pallaspicchi. Buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi, buon lavoro.